gara forti Fabio Luciano. Occhio andando alla riconquista, palla del Casteldaccia che ci prova con Ciancimino, parata facile per Saglimpeni. Infine Antona, pallone che finisce nuovamente su Miceli in mezzo, palla per Stassi in area! E a cercare Miceli, pardon. Poi Scrudato, entra in area di rigore Scrudato, ancora Scrudato, il tiro! Palla che sfiora il palo. C'è vicino Reina, viene servito Stassi, Giono Seiter, poi il cross al centro per Stassi, in elevazione, pallone che si spegne alto sopra la traversa, altra grande occasione per il Gemini. Di testa riesce a servire Lucera, ancora Lucera sulla destra, in area di rigore Lucera, il cross, pallone per Stassi, intervento provvidenziale di Porpe ad evitare il raddoppio del Gemini. Azione centrale ottima per lui che è un destro. Va Stassi, il palo colpito da Stassi e poi sulla ribattuta Scrudato. Potenziale occasione per il Gemini. Il cross in mezzo, stacca di testa Seiter, pallone si spegne alto sopra la traversa. Cross in mezzo, chiama palla Saglimpeni, poi occhio alla conclusione. Deviazione provvidenziale, poi altra conclusione, la grandissima parata di Saglimpeni. In mezzo, una deviazione di testa, interviene Ciancimino ad allontanare palla. Poi altro cross in mezzo, stacca di testa Stassi, poi il tiro e gol! Il colpo di testa vincente di Antona per il raddoppio del Gemini. Siamo alle 56esimo minuto di gioco. C'è l'intenzione di Stassi che tenta di calciare. Ma Stassi! Che sfiora l'incrocio dei pali. E fa partire l'azione con Muratore, il pallone per Mirko Marrone, si propone anche Colli, sono 3 contro 1, Muratore prova a farsi spazio, con anche la conclusione, il pallone viene deviato in corner, del corner c'è Colli, il cross di Colli, la deviazione di testa e il gol di Capi